per la realizzazione di questo autentico capolavoro, in quanto una veduta di queste dimensioni, di questo impegno nella realizzazione, si ritiene che sia stato impiegati 3 anni per realizzare, insomma, è motivato insomma, 2 ordini di fattori. Uno, se volete, così meramente economico, in quanto in quegli anni, bisogna immaginare che in quegli anni in cui il mondo sta allargando i suoi confini a seguito delle scoperte geografiche, a seguito della diffusione sempre più rapida e grande dell'editoria e quindi dei libri, della conoscenza, della maggiore disponibilità economica delle classi borghesi cittadine, quindi c'è un desiderio, una richiesta fortissima di immagini che restituiscano la forma del mondo, la forma delle città. Quindi diciamo anche questa immagine va inserita in questa cornice, in questo contesto. Venezia, essendo una città poi come evidente di assoluta particolarità, speciale, diversa da tutte le altre, certamente poteva suscitare l'interesse e la curiosità di un pubblico europeo, di un pubblico colto, ma anche di un pubblico semplicemente borghese e ansioso di conoscere, di sapere, di vedere. Quindi il fatto che Anton Kolbe fosse un imprenditore che aveva deciso di investire energie e denaro nella realizzazione di un'opera così onerosa da tanti punti di vista certifica il fatto che ci doveva essere una precisa, importante richiesta da parte del pubblico. Naturalmente c'è l'aspetto culturale e tecnico-culturale molto, molto interessante, come hanno fatto a realizzare una mappa di queste dimensioni così precisa, e qui c'è un grande dibattito insomma, tra gli storici di questa materia, gli storici della cartografia urbana, che sembra, per voler fare un'estrema sintesi di come è stato realizzato quest'opera, sembra che sia stato forse steso diciamo, un reticolo generale approssimativo dei punti eminenti della città e poi sulla base di un riferimento diciamo, di carattere cartografico o quasi cartografico siano stati inseriti pittoricamente i dettagli rilevati luogo per luogo dai campanili probabilmente. Il tutto riunito poi da una visione, più che una veduta, da una visione artistica come quella di De Barbari, che ha saputo dare omogeneità, ha saputo dare uniformità e tono uniforme a un lavoro collettivo e a farne un'immagine straordinariamente viva, efficace e bellissima da vedere.